Oggi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, perché comunque la legalità rimane qualcosa da tenere. Dire legalità in questo caso è quasi, mi perdoni, quasi banale, perché fare minaccia a un sindaco è veramente una cosa, ma le minacce in genere a chiunque, le minacce sono una cosa gravissima, non si dovrebbero mai fare. Minacce per iscritto a un sindaco diventano atti intimidatori contro lo Stato, perché il sindaco è un pezzo di Stato. Io spesso dico, scherzando ai sindaci, fate vedere la fascia, sotto lo stemma del comune c'è lo stemma della Repubblica, no? Ebbene, minacciare un sindaco significa minacciare tutto lo Stato, cioè minacciare tutti i cittadini italiani. Quindi è una cosa intollerabile, abbiamo disposto dei mezzi a tutela e vedremo più avanti gli sviluppi. Sindaco, parliamo di questo momento, questo atto intimidatorio nei suoi confronti. Poco fa venite da un comitato dell'ordine pubblico, come diceva il prefetto. Sì, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per avermi invitato all'incontro con il Comitato di Ordine e Sicurezza. Li ringrazio per la stima, la solidarietà e la vicinanza. Mi hanno assicurato che il territorio sarà totalmente sotto osservazione. Ovviamente da parte mia ci sarà la massima collaborazione. Riguardo il gesto vile ricevuto, sono profondamente rammaricato e mortificato, perché non è assolutamente accettabile che ad oggi si verificano episodi che mortificano la nostra società, in questo caso la società di Camastra. Anche perché Camastra è un paese tranquillo, insomma, se lo aspettava, non so, qualcosa in più ci dica. Allora, Camastra prevalentemente è un paese formato da gente per bene. C'è questa piccolissima parte che ovviamente la va a macchiare. Io rivolgo l'invito a coloro che hanno compiuto questo gesto vile a redimersi, per assicurare ai loro cari e anche a lui stesso o a loro stessi un futuro migliore. Come sappiamo, fare il sindaco, diciamo, noi sindaci siamo molto esposti, però sono orgoglioso di camminare a testa alta all'insegna del buon governo e della legalità. È arrivata tanta solidarietà da parte di tutti, non solo politici ma anche gente semplice, se lo aspettava? Ringrazio tutti i miei colleghi, consiglieri, tutti gli amministratori locali, provinciali e regionali. Li ringrazio veramente per la solidarietà e la vicinanza. Come ho detto poc'anzi, noi siamo veramente orgogliosi di amministrare i nostri comuni, sempre perché la nostra attività si basa su importanti valori come sono la legalità, la trasparenza, lo sviluppo e soprattutto l'onestà.